Buongiorno amici telespettatori, ben ritrovati con Calcio Napoli 24 live, versione smart, quest'oggi dalle 12 fino alle 13 vi terremo compagnia con i nostri ospiti, i nostri approfondimenti, ovviamente come sempre sarete voi i protagonisti, potrete seguirci sul 79 il digitale terrestre, ma anche sul nostro canale YouTube di Calcio Napoli 24, oltre su quello Twitch e proprio ai canali di Twitch e YouTube. Vi invito ad iscrivervi. Buongiorno, come dicevo, a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Tra poco leggeremo tutte le ultimissime per quanto riguarda il mercato del Napoli, nomi caldi, quello di Raspadori in entrata, quello di Fabian in uscita, ovviamente contestuale. Poi al ballottaggio in porta tra Keylor Navas e tra Kepa. Intanto io ringrazio Emanuele Bernardo in cabina di regia e ovviamente anche il nostro Manuel Guardasole all'ufficio stampa. Come vi dicevo, ci sono aggiornamenti per quanto riguarda in primis la trattativa Raspadori, perché lo andiamo a leggere proprio al touchscreen, grazie a Emanuele Bernardo, quello che il primo piano che in questo momento campeggia su calcionapoli24.it parla di un aggiornamento davvero molto importante. Secondo Repubblica degli ultimi giorni e delle ultime ore hanno portato ad uno sconto finalmente del Sassuolo, possibile chiusura entro 24 ore. Leggiamo proprio nel dettaglio, nel frattempo qui vediamo anche già Raspadori con la maglia del Napoli grazie alla grafica del nostro Giuseppe Cautiero. Leggendolo proprio nel dettaglio, quello che viene riportato alle edizioni online di Repubblica è finalmente un passo del Sassuolo verso il Napoli. Sono più vicine le parti, scrivono su Repubblica. Per quanto riguarda Raspadori, i contatti sono non stop e anche nella giornata di oggi il presidente De Laurentiis cercherà di chiudere la trattativa. La soluzione del Sassuolo è scesa da 40, la valutazione, scusatemi, del Sassuolo è scesa da 40 a 35 milioni, con il Napoli fermo a 30 bonus compresi, un affare che potrebbe chiudersi entro le prossime 24 ore. Quindi che cosa ci raccontano su Repubblica? Di come in questo momento tra Napoli e Sassuolo effettivamente la distanza sia di appena 5 milioni per Giacomo Raspadori, Sassuolo che continuava a chiederne 40, il Napoli invece non va oltre i 30 milioni, bonus compresi. In questo momento la via di mezzo qual è? 35, che potrebbe arrivare con una parte fissa confermata di 30 milioni più l'inserimento di qualche bonus, arrivare così a 30 più 5 e accontentare le richieste del Sassuolo, che intanto sta lavorando con l'Inter per l'arrivo di Pinamonti in nero-verde. L'affare è addirittura d'arrivo per circa 20 milioni pagabili in 4 esercizi e dunque il domino pian pianino Raspadori sta andando ad incastrare tutte i propri tasselli con il Napoli che quest'oggi sentirà nuovamente il Sassuolo, tra De Laurentiis e Carnevali ci sono continui aggiornamenti e ci si augura già in giornata di poter chiudere la trattativa e magari domani organizzare le visite mediche. Non vi stiamo dicendo che è ancora fatta perché manca la quadra dal punto di vista numerico di questi 5 milioni che ballano tra Napoli e Sassuolo, ma il Napoli si fa forza su che cosa? Sulla volontà di Giacomo Raspadori, perché il calciatore vuole vestire a tutti i costi la maglia del Napoli, vuole partecipare alla prossima Champions League, vuole essere un attaccante di Luciano Spalletti e quindi con garbo e con molta educazione sta facendo capire, ha fatto capire al Sassuolo che lui intende rinunciare a quella che è l'offerta del rinnovo pur di arrivare in maglia Napoli. Proprio questo lavoro che Raspadori e il suo agente Tullio Tinti stanno facendo ai fianchi del Sassuolo, un po' alla volta stanno, diciamo così, non sgretolando, però sta rinforzando la posizione del Napoli e appunto sta facendo capire allo stesso Sassuolo di come la volontà del calciatore in questo momento sia quella di andare via. Quindi un passo alla volta, soprattutto grazie al lavoro che stanno facendo davvero Raspadori e il suo agente, la trattativa sembra si stia incanalando sui binari giusti. Diciamo sembra perché lo sappiamo, con il Napoli e il Sassuolo e con le trattative di mezzo, mai dire mai. Però ad oggi, dopo la frenata, tra virgolette, dei giorni scorsi, c'è stata questa nuova importante accelerazione per quanto riguarda l'arrivo di Raspadori a Napoli. Tra poco poi ne parleremo anche con chi lo conosce molto bene. Detto ciò, leggiamo anche sempre su Repubblica gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa che in qualche modo potrebbe
sbloccare economicamente Raspadori al Napoli, vale a dire la cessione di Fabian al PSG. Perché potrebbe sbloccarla? Perché la cessione di Fabian al PSG potrebbe addirittura sbloccare due trattative in entrata per il Napoli. La prima è ovviamente quella relativa a Raspadori, perché lo vedete, il PSG offre 25 milioni a Napoli, Fabian ha già accettato il quadriennale da 4 milioni più uno di bonus, il Napoli continua a chiederne 30, ma sono in corso i contatti tra i club per chiudere operazione che ad oggi è davvero molto vicina alla fumata bianca. Cosa scrivono su Repubblica? Fabian ha detto sì al PSG, ha accettato e ha trovato l'accordo economico con il club francese che al Napoli ad oggi offre 25 milioni di euro bonus compresi, una trattativa che sta vivendo le fasi più calde con i due club in stretto contatto per cercare un accordo definitivo. Napoli continua a chiederne 30 in questo momento. È vero che Fabian ha l'accordo per un quadriennale da 4 milioni più uno di bonus con il PSG, in realtà c'era già l'accordo perché il PSG stava lavorando per Fabian a fari spenti anche per portare il ragazzo a parametro zero l'anno scorso. Perché ha deciso di anticipare la trattativa con il Napoli? Perché su Fabian si era mosso anche il Real Madrid e sappiamo che qualora a parità di offerte Real Madrid e PSG avessero offerto lo stesso ingaggio a Fabian, Fabian avrebbe accettato il ritorno in Spagna. Ovviamente non c'è l'accordo tra Fabian e il Real Madrid, altrimenti il giocatore sarebbe andato in scadenza l'anno prossimo e quindi pur di non rischiare di finire in tribuna per un anno, Fabian ha detto sì al PSG. Adesso manca però il via libera del Napoli per concludere la trattativa. Una volta finita la trattativa per quanto riguarda Fabian, il Napoli andrà su Keylor Navas, che in questo momento potrebbe rientrare nella trattativa per quanto riguarda Fabian, a patto che il PSG si accolli la gran parte dello stipendio del portiere costaricano e soprattutto conceda al Napoli il prestito biennale. Perché prestito biennale? Perché con il prestito biennale il Napoli, in questo caso De Laurentiis, andrebbe anche ad attivare quelle che sono le possibilità o meglio, i vantaggi fiscali del decreto crescita, perché c'è bisogno almeno di un accordo biennale. Per l'accordo annuale questo non varrebbe per quanto riguarda il decreto crescita. Tra i nomi poi segnalati vicino al Napoli per eventualmente sostituire Fabian, che poi non sarebbe il sostituto di Fabian perché insomma sostituire Fabian è complicato, si parla di Nathan Nandez che andrebbe però a fare da alternativa a questo punto ad Anghissà con Demme e Lobotka dall'altra parte. Certo, un centrocampo molto, secondo me, complicato da immaginare ed anche difficile da sorreggere, perché se Lobotka ed Anghissà sono due certezze, Demme e Nandez insieme perderesti davvero tanti centimetri in mezzo al campo, quindi è uno dei nomi, mettiamola così, i nomi, quello di Nandez da sostituto numericamente di Fabian, mi aspetto eventualmente dal Napoli anche qualche nome a sorpresa. Prima di andare a telefono, leggo anche qualche messaggio e vi ricordo, anzi vi anticipo, che dopo le 12:30 i protagonisti sarete voi, perché quest'oggi non c'è il filo diretto, ma noi stravolgiamo un pochino quella che è in questo momento la scaletta. Dalle 12:30 fino alle 13 potrete chiamare in diretta nella nostra trasmissione, parlare con il sottoscritto, insomma, brevi risposte, mi raccomando, perché dovremo dare spazio a tante persone, ma potrete intervenire in diretta con Calcio Napoli 24 Live e dire la vostra. Leggo qualche messaggio, poi tra poco andiamo anche al telefono, caro Emanuele Bernardo. Allora, scrivevate Fabian 25 milioni, Raspadori 30. Erasmo Laferola, Fabian è in scadenza tra meno di un anno. Il Napoli rischia di perderlo a zero, per questo vale 25 milioni, perché nell'ultimo anno di contratto per me Raspadori non le vale 40 milioni. Io sono onestissimo come sempre con voi. È una valutazione per me quella di Raspadori tra i 20 e i 25 milioni. È normale che il Sassuolo, che Bottega Cara, faccia il suo prezzo. È normale anche che il Napoli si trovi costretto, tra virgolette, a strapagare un po' di più il calciatore. Perché? Perché in questo momento è spalle al muro il Napoli, perché si è mosso con ritardo. Il Sassuolo sa che al Napoli serve un calciatore dalle caratteristiche di Raspadori e quindi il prezzo lo fa il Sassuolo. È il Napoli che si è impelagato in questa situazione. Se avesse chiuso magari Raspadori qualche settimana fa, magari il prezzo sarebbe stato sicuramente più basso, perché il Sassuolo dopo la cessione di Scamacca non ha bisogno di andare a cedere a tutti i costi Raspadori e quindi fa il proprio prezzo. Allora, ovviamente leggo in questo momento tanto scoramento all'interno
dei tifosi del Napoli. È normale che sia assolutamente così, in attesa di quelli che saranno, appunto, ci auguriamo presto gli acquisti, che sia Raspadori, che sia uno tra Kepa e Keylor Navas, insomma, l'ha detto anche Luciano Spalletti, questa squadra va assolutamente completata perché è appunto incompleta. Noi però siamo pronti per andare al telefono ed è davvero un grande piacere, un grande onore salutare e dare il buongiorno a mister Franco Colomba e ringraziarlo per aver accettato il nostro invito. Buongiorno mister. Buongiorno a voi. Mister, allora, io leggevo un po' i messaggi della chat, in questo momento il tifoso del Napoli è abbastanza abbattuto, abbastanza sfiduciato da quello che è il mercato in ritardo del Napoli. Io glielo chiedo subito, ma un giocatore come Raspadori in questo momento è capace di fare la differenza sin da subito in una squadra come il Napoli, augurandoci che la trattativa venga chiusa il prima possibile? Ma il Napoli è una squadra che produce gioco, produce palle gol, produce qualità, e quindi se c'è un giocatore che nelle sue corde ha riuscire spesso a trasformarle in gol è una buona cosa. È ovvio che quando si parla della genialità di Insigne, degli assist di Insigne, della capacità realizzativa di Mertens, nonostante l'età, stiamo parlando di giocatori che hanno già dato un contributo tangibile a quello che è il Napoli, è stato il passato del Napoli, però insomma è anche vero, se ora questi non ci sono più bisogna affidarsi a qualche ragazzo, e Raspadori è sicuramente uno dei più qualificati, ecco. Poi dopo quello che riuscirà a fare non lo so, però di sicuro avere Raspadori, Osimhen, insomma non è male, via. E ci aggiungo anche Kvaratskhelia in questo momento, perché Kvaratskhelia va a Beh, prendere il quello, posto di io, Insigne, io questo, Raspadori il posto di Mertens, la linea verde del Napoli è effettivamente rappresentata da questi due giocatori. Mister, voglio proprio un tuo ma giudizio su quello che, diciamo, è la prima impressione che ha avuto su questo ragazzo georgiano, che in questo momento è la grande speranza dei tifosi del Napoli. guarda, io l'ho appena visto così sporadicamente, però mi sembra sotto il profilo tecnico decisamente bravo, quindi tutto lascia pensare che possa, ambientandosi presto, essere di grande utilità. Diciamo la verità, un ciclo è finito del Napoli, è un Sì. ciclo importante che è partito da lontano, è arrivato, ha toccato il culmine con il 90 e passa punti, quanti sono stati fatti non ricordo, di Sarri mi sembra, e poi piano piano è andato a calare, e per fortuna insomma il Napoli è riuscito a mantenersi a ottimi livelli lo stesso, e quindi ci sta che ci sia un rinnovamento. È uno scoramento che non, a mio avviso, da Mm. parte dei tifosi, che lo comprendo, ma però insomma andava fatto. Il presidente è uno che guarda in prospettiva, e quindi l'ha fatto. Io sono abbastanza d'accordo, ecco, questo voglio dire. Poi è ovvio che a Mertens gli si riconoscerebbe un monumento da Napoli, no? Così come lo stesso Insigne. Poi per non parlare di Koulibaly, insomma, ecco, questo è un altro capitolo. Assolutamente sì, mister. Io vado da una parte all'altra del campo, perché se abbiamo parlato degli attaccanti, in questo momento un altro tormentone di mercato riguarda però il portiere del Napoli, perché Alex Meret, anche lui è entrato molto spesso nell'occhio del ciclone per qualche errore, tante critiche, sembra essere sfiduciato dall'ambiente. Lo stesso Luciano Spalletti ha utilizzato delle parole abbastanza forti per lui, sembrava fatta per la sua cessione, invece a Verona rischia di essere effettivamente lui il titolare del Napoli nella prima giornata. Le chiedo in primis un suo giudizio su quello che in questo momento sono le problematiche che secondo lei sta vivendo Alex Meretta anche dal punto di vista psicologico, dal punto di vista mentale, e poi per sostituirlo l'esperienza di Keylor Navas da una parte, la gioventù e la voglia di riscatto di Kepa dall'altro. Quale dei due profili convince di più mister Il Colombo? il portiere è un ruolo fondamentale in una squadra, deve sentire la fiducia, deve sentire l'appoggio di tutti, ha commesso qualche errore che ha minato un po' la sua credibilità, però è pur sempre nel giro della nazionale. Insomma, mi sembra, è ovvio che una squadra che punta in alto non può avere la lacuna del portiere, quindi se sentono la fiducia, soprattutto i compagni, soprattutto
al di là della figura magari barbina che ha fatto in qualche partita col pubblico, però la fiducia la devono sentire i compagni, la deve sentire l'allenatore. Se c'è quella, allora si sfida anche l'ostacolo pubblico e niente, altrimenti è giusto cambiare. Cambiare per cambiare non ha senso. Un portiere esperto, a mio avviso, è la cosa Mm. migliore, un portiere bravo con certezza, ecco, questo voglio dire. Assolutamente sì. A questo punto, mister, ti faccio l'ultimissima. Siamo ormai a pochi giorni dall'inizio del campionato. Tante squadre sono ancora dei cantieri aperti. Il Napoli, abbiamo visto la stessa Inter, il Milan sembra avere qualche certezza in più. Il grande entusiasmo che si sta vivendo a Roma con gli arrivi di Dybala, di Wijnaldum. Come ti aspetti questo campionato che sarà già di per sé particolare con l'intromissione poi dei mondiali a dicembre? C'è ancora una gran fetta di mercato da andare a concludere, però ad oggi quali sono le tue idee per il prossimo campionato? Ma le mie idee sono di effettivamente la rimonta di questa Roma che sta diventando una squadra con dei valori importanti. Se cede Zaniolo lo fa magari per prendere qualche altro bravo, e se lo tiene, a mio avviso, è una grande freccia al suo arco, perché è un ragazzo che dopo 2 o 3 anni deve effettuare la maturazione completa e ha un passo superiore a tutti, la fisicità, c'ha il gol, c'ha l'assist, quindi a mio avviso il nodo sarà Zaniolo. Però la Roma è senz'altro potenziatissima in questo mercato. Il Milan è quella che ha più certezze, perché a parte che sì, che insomma, però è in un ruolo diciamo abbastanza come posso dire, ricopribile anche da altri giocatori. La quantità la Sì. trovi, quella che non si trova a volte è la qualità. E quindi il Milan, secondo me, io lo vedo ancora un pelino avanti. La Juve aveva fatto qualche passo in avanti, ma se li sta rimangiando un po' con questo Pogba che ha problemi. L'Inter con Lukaku ritrova un'intesa quasi naturale con Lautaro, e quindi quelle partite che non è riuscita a sbloccare probabilmente ci riuscirà. Per me sarà un bel campionato, anche la Lazio, a mio avviso, con giocatori che fanno il caso di Sarri, perché lui era questo che pretendeva, di avere giocatori in grado di interpretare le sue idee, e magari riuscirà a inserirsi. Le squadre sono sempre le stesse che lottano per il titolo. Milan e Inter un passettino avanti, e l'incognita Roma. Tutto chiaro, mister, io la ringrazio per essere stato anche quest'oggi con noi, per aver accettato il nostro invito e le auguro ovviamente una buona giornata e a presto a risentirla. Grazie mille. Altrettanto, arrivederci. Grazie a mister Franco Colomba, con il quale abbiamo parlato un pochino di calciomercato, anche della situazione in campionato, in Serie A, quando mancano ormai davvero pochi giorni all'inizio della nuova stagione. Qualche sorpresa la stiamo vivendo, per esempio ieri il Verona, prossimo avversario del Napoli in campionato, al Bentegodi ha perso 4-1 contro il Bari di Luigi De Laurentiis, della famiglia ovviamente De Laurentiis, ed è stato eliminato dalla Coppa Italia addirittura 4-1 con gol anche dell'ex Napoli Foloruncio. Ieri ha parlato poi lo stesso Cioffi, allenatore, neo allenatore del Verona, ex allenatore dell'Udinese, ha detto adesso testa bassa, stiamo zitti e lavoriamo, seppur ci mancano 3-4 acquisti per essere ancora più competitivi. Guai però che questo Napoli vada a sottovalutare il Verona, perché se diciamo così, il Verona piange, di certo il Napoli in questo momento non è che rida poi tantissimo, perché stiamo parlando di una squadra incompleta, lo ha detto lo stesso Luciano Spalletti, siamo in ritardo, il Napoli è effettivamente in ritardo dopo aver perso Koulibaly, Insigne, Mertens, Ospina, adesso c'è il rischio di perdere anche Fabian, insomma stiamo parlando di 5 titolari, 5 giocatori di grandissimo livello. Il Napoli sta ricominciando un nuovo progetto, se poi questo progetto sarà vincente oppure no, e ce lo dirà solo il tempo, ce lo dirà solo il campo. Di certo, ad oggi è normale che il tifoso del Napoli sia effettivamente scettico e preoccupato, perché fino a prova contraria, Raspadori, Keylor Navas o Kepa che siano, il sostituto poi di Fabian o il sostituto vice di Petagna,
sono tutte ipotesi perché di firme ad oggi non ce ne sono state. Ci auguriamo che già quest'oggi però per Raspadori ci possa essere un'accelerazione importante. Io invece prima di andare in pubblicità vi ricordo che tra poco apriremo le linee, quindi sarete voi i protagonisti, potrete chiamare ed intervenire in diretta per commentare brevemente, ragazzi, mi raccomando, perché dobbiamo dare spazio a tutti quanti. Possiamo commentare le ultime ad una settimana dall'inizio della Serie A per quanto riguarda il Napoli, la trasferta del Bentegodi di Verona contro l'Hellas. A questo punto, caro Emanuele, io direi di andare un attimo in pubblicità, ci fermiamo giusto un minutino, poi torniamo in diretta con la seconda parte di CN24 Live, linee aperte, chiamate e dite la vostra. A tra poco. E rieccoci in diretta, seconda parte di Calcio Napoli 24 Live. Buon pomeriggio a tutti quanti voi da parte di Riccardo Catavano. Come vi dicevo prima della pubblicità, tra poco linee aperte, chiamate allo 081 353 45 88 per dire la vostra. Nella prossima mezz'ora apriamo le linee a voi telespettatori, chiamate e ovviamente commenteremo insieme il momento che vive il Napoli ad una settimana dall'inizio del campionato con la trasferta di Verona. Intanto aggiornamenti per quanto riguarda Raspadori, perché il Sassuolo è molto vicino a Pinamonti. Una volta sbloccato l'arrivo di Pinamonti al Sassuolo, secondo tutto Mercato Web ci sarà il via libera per la cessione di Raspadori al Napoli. Per Pinamonti c'è già un accordo con l'Inter sui 20 milioni, c'è ancora da trovare l'accordo tra il Sassuolo ed il calciatore, accordo che sembrerebbe essere non irraggiungibile, quindi attenzione che appena il Sassuolo sbloccherà l'arrivo di Pinamonti, il Napoli potrebbe andare direttamente deciso su Raspadori. Andiamo però al telefono, c'è Ugo con noi. Ciao Ugo, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Allora, Ugo, dimmi la tua molto velocemente. Anche Fabian è vicino alla cessione, sembra essere in procinto l'arrivo di Raspadori, toccherà poi ad un portiere ad una settimana dall'inizio del campionato. Il tuo giudizio sul Napoli? Allora, 35 milioni per Raspadori mi sembrano troppi, onestamente. Volevo soltanto dire me. che il Napoli mette di programmazione, in quanto poteva tenere Ospina per 3 anni a 3 milioni. Vai a vedere ora Navas e Kepa quando verranno a costare, eventualmente. Siamo a una settimana dall'inizio del campionato senza un portiere, quando già sapeva il Presidente che Spalletti non voleva Meret assolutamente. Quindi questa è mancanza totale di programmazione. Tutto qui. Bastava Sono d'accordissimo, sono d'accordo con te. Grazie. Sì, assolutamente sì, Ugo. Grazie mille, ti ringrazio. Ecco, ragazzi, Ugo secondo me ha detto una cosa giustissima. Su Ospina, cioè, in questo momento il Napoli, se va a pagare lo stesso Keylor Navas
o magari Kepa, in primis vai a prendere un portiere non a titolo definitivo, ma neanche in prestito con diritto di riscatto, perché il problema qual è? Magari lo prendi con un prestito biennale e ne paghi poco di ingaggio, ma poi tra 2 anni devi prenderti un altro portiere, o l'anno prossimo devi prendere un altro portiere, o quest'anno stesso dovrai prendere un altro portiere poi per il futuro, perché di certo per quanto riguarda Keylor Navas ha 36 anni, se non sbaglio, 35-36 anni, non puoi pensare di andarlo poi a riscattare. Magari ti fai un prestito biennale a cifre contenute e poi via, con il fatto che però stai puntando su un giocatore molto in là con l'età. Su Kepa, ragazzi, guadagna 9 milioni, il Napoli può anche mettere il diritto di riscatto a qualsiasi cifra, ma Napoli poi li paga 9 milioni a Kepa? Assolutamente no. Quindi sarebbe anche lì un portiere di transizione. Ergo, io sono d'accordo con Ugo quando dice: ma scusate, ma se dovevamo spendere tot per quello, tot per quell'altro, ma non valeva la pena firmare Ospina? La realtà, caro Ugo, è che io sono d'accordo con te. Io avrei rifirmato Ospina tutta la vita, però De Laurentiis voleva confermare le cifre attuali per Ospina, mentre Ospina rivoleva il bonus alla firma e pretendeva qualcosina in più. De Laurentiis su questo, nella maniera più assoluta, non era d'accordo. La quadra non si è trovata nonostante la volontà di Spalletti. Io avrei rifirmato Spina solo e semplicemente perché era una richiesta del mio allenatore, perché se voglio iniziare un progetto e una nuova, anzi, tra virgolette, nuovo filone in questo Napoli, io devo stare a sentire il mio allenatore, mi devo fidare assolutamente dell'allenatore, cosa che non è stata fatta, e d'altronde che Spalletti in questo momento, insomma, non lo vediamo che è tutto fuorché tranquillo. Io non metto in dubbio il valore di Keylor Navas, attenzione, per me è un grandissimo portiere, io tra i due addirittura lo preferisco a Kepa. Sto dicendo che stai prendendo comunque un portiere in un prestito biennale quando poi tra 2 anni sarai punti a capo e dovrai prendere un altro portiere. A questo punto forse mi tenevo Spina. Detto ciò, andiamo di nuovo al telefono, c'è Ciro. Ciao Ciro, buon pomeriggio. Buongiorno, buongiorno a tutti, un caro saluto a tutti i nostri amici. Allora, io volevo dire una cosa molto Vai. semplice, con riferimento ai calcoli degli stipendi dei portieri, sono corretti, ma io credo che nei confronti di Ospina ci sia stata anche una valutazione tecnica, cioè il Napoli non ritiene che Ospina sia un portiere meritevole di uno stipendio pluriennale da 3 milioni netti. Magari Certo. preferisce spenderli per un portiere come Kepa o Keylor Navas, che possono Mhm. essere sicuramente dei portieri di transizione, ma io credo che il Presidente, perché è abituato a voler tentare l'affare fino in fondo, abbia provato in qualche modo ad inserire una sorta di diritto di riscatto, andando già a discutere i futuri anni contrattuali, soprattutto di Kepa, che sicuramente non si potrà riciclare alle vecchie cifre di quando è stato comprato. Certo. Lo sa lui, lo sa anche il suo agente, quindi magari il Napoli su Kepa, al di là del discorso dei bonus e della ripartizione dell'ingaggio, ha provato a inserire un diritto di riscatto per il cartellino e a trattare sull'ingaggio futuro di Kepa, che secondo me, al di là dei suoi anni poco propizi, gli ultimi 2 in modo particolare, potenzialmente più forti di Ospina. E quindi Napoli ha detto: preferisco andare ad investire magari su un portiere che ritengo più bravo e che è meritevole dei 3 milioni o dei 3,5 più di Ospina, perché parliamoci chiaro, ragazzi, noi siamo molto Però amareggiati perché Ciro, abbiamo visto andare via Kepa, dei Kepa non giocatori il cui prende 3 rendimento a milioni, noi 3 era milioni e noto, mezzo. mentre quelli che stiamo provando a prendere o che abbiamo già preso è un rendimento ignoto. Quindi qualche anno fa si Sì, diceva che i vari Fabian Ruiz, i vari Insigne, i vari Mertens, i vari Koulibaly non avevano personalità, e si diceva, ed è per questo il motivo per il quale noi non abbiamo vinto. All'improvviso stiamo dicendo il contrario, cioè che abbiamo perso gli unici giocatori di personalità. Quindi mettiamoci d'accordo, in questi anni il Napoli perché non ha vinto? Perché ce le aveva o perché non ce le aveva? Il problema vero è che il Napoli sta dismettendo questi giocatori che non ci hanno fatto vincere niente, non con dei giocatori potenzialmente più forti, ma con dei giocatori che forse possono avere, nella migliore delle ipotesi, lo stesso rendimento, con l'unica eccezione di Kvaratskhelia, perché tutti gli altri, grosso modo, non credo che potranno avere nella loro evoluzione a Napoli un rendimento addirittura superiore a quelli che c'erano, perché per fare questo il questo Napoli, se perde non Fabian lo Ruiz, possiamo deve sapere andare... ad oggi. No, però a sensazione, perché sono giocatori di La 25, sensazione, 23... sensazione si può fare tutto, poi è il campo No, che lo allora perché stabilisce. alcuni... Perché De Ketelaere è incensato? Solo perché l'ha preso il Milan. Su De Ketelaere c'era anche il Napoli come sostituto di Fabian Ruiz, ma su De No, Ketelaere il il Napoli problema è che in questo non l'ha momento c'è un preso. ambiente diverso al Milan, però, Ciro.
C'è un Sono ambiente d'accordo, diverso tu hai perché vieni da un perfettamente campionato ragione. vinto, quindi è normale che Ti c'è faccio, più ti faccio una enfasi. domanda. Se al posto di Fabio e Ruiz si parlasse di Szoboszlai invece di Nandez, saremmo più o Sì? meno entusiasti? Con Il me sfondi problema una è che... porta aperta perché io lo adoro, Szoboszlai, Bravo. per Ma carità. infatti Il noi ne abbiamo problema è un sempre altro, parlato. però. Tu devi vedere anche quanto questi giocatori siano poi importanti nell'idea di calcio di Luciano Spalletti, perché leggere di Nandez non tanto per il nome del calciatore, ma fare da riserva in un centrocampo a due al posto di Anghissà con Demme a fianco, secondo me è un centrocampo che non regge nulla Assolutamente Nandez d'accordo con te, Demme. ma ti faccio un altro nome. Se tu devi avere un sostituto di Anghissà o una valida alternativa, c'è un giocatore che si è messo in luce nello scorso torneo, mi pare che fosse la Conference League, ovvero Sangaré Mhm. del PSV. Sangaré Sì. è un'alternativa fisica e tecnica di Anghissà. E invito gli amici che non lo conoscono, non parlo di voi della redazione che sicuramente lo conoscete benissimo, andate a vedere un giocatore come Sangaré, che ovviamente non lo paghi 5 milioni o 7 milioni, perché è un ragazzo giovane, dal grande fisico, dalle grandi potenzialità atletiche di corsa e di dinamismo, ma tu devi andare a investire su questo tipo di prospetti, perché altrimenti giustamente noi ci chiediamo, vai a spendere 35 per Raspadori e poi la stessa cifra non la investi su un talento europeo che magari è di sicuro Sì. rendimento. È questo perché parliamoci chiaro, il Napoli quando individua un target lo fa solo nell'ottica della rivendibilità, non dell'utilità tecnica nel medio-breve periodo. Certo. Sì, perché dice Raspadori dietro la punta con Spalletti lo valorizza quel ruolo lì, ma parliamoci chiaro, Raspadori secondo voi è un investimento che De Laurentiis fa più per la plusvalenza potenziale o per l'immediata utilità tecnica di fare un grande campionato e una grande Champions League? Non ci prendiamoci in giro. Raspadori farà Se lo paga benissimo, 40 milioni, io vedo difficile anche la plusvalenza, però, ma perché lui magari francamente. crede, come pensava con Osimhen, Poi di magari mi piazzarlo a auguro che arrivi a costare 100-120. anche 80 milioni Raspadori, però 40 Il milioni problema è che sono tanti, eh. i giocatori così minuti o sono dalla tecnica di Messi, oppure se non hai fisico oltre una certa cifra non ti pagano. Questo dice il mercato europeo. I giocatori di piccolo taglio, alla Insigne, alla Mertens, alla Raspadori, per essere strapagati devono avere una tecnica straordinaria a livello di Messi Certo. o giù di lì. Altrimenti, se non hai taglia fisica in Europa, soprattutto nelle competizioni internazionali o nei campionati internazionali, non ti comprano. Ragazzi, ma perché nessuno si piglia Politano? Perché nessuno si prende Lozano? Perché nessuno si prende Demme? Al di là della penuria tecnica che qualcuno può ritenere che questi giocatori abbiano, questi giocatori non se li piglia nessuno perché sono mingherlini, bassi, facciamo la squadra di Biancaneve e il calcio sta andando in Eh. una direzione completamente opposta. Ma Dobbiamo questo è ciò che svegliarci, dicevamo dobbiamo prima, svegliarci. Ciro. Vedi, quando tu fai un nuovo progetto, la prima cosa che devi fare è affidare il progetto, le chiavi del progetto all'allenatore. Spalletti lo ha detto più volte, soprattutto a Di Maro, ha detto ci serve una squadra fisicamente più importante. E tu mi vai a vendere Fabian e mi prendi Nandez? Esatto, però Vedi, io questa è non riesco, improvvisazione, io per ragazzi. questo in questo momento vedo posizioni diverse all'interno del Napoli. Spalletti che chiede A, Giuntoli che tratta B, De Laurentiis che prende C. È Michele, questo ti che faccio una secondo me sta domanda, ma portando secondo la te grande sfiducia ai tifosi del Napoli, perché De poi i Laurentiis nomi, non secondo pensa me che Raspadori è un Spalletti fra un anno ottimo va in elemento, scadenza? con Non grandi pensi che fra un possibilità di anno va in crescita, scadenza? però certo non infiamma la piazza. Ma tu non credi che lui stia valutando anche che la squadra non deve essere di Spalletti perché fra un anno andrà via? È il solito Ma giochino del allora secondo caccialo subito anno. Spalletti. Eh no, Allora perché gli caccialo costa il subito doppio stipendio. Spalletti. Perché gli costa Perché il lo so, doppio perché poi stipendio? devi pagare le penali. Perfetto. Stiamo E sempre però lì, allora stiamo scusami, se sempre lì. poi è così, il tifoso fa bene a lamentarsi, il tifoso fa bene a non farsi Assolutamente sì. l'abbonamento, il tifoso fa bene Assolutamente a, sì. diciamo così, protestare e a criticare ogni virgola messa dalla società. Perché vuol dire che non c'è progettualità. Io mi Ognuno auguro deve che non essere sia libero così. di manifestarlo. Ognuno deve Sempre essere libero di con manifestare il proprio rispetto. dissenso con educazione, con rispetto, Sì, ma è inutile che andiamo a dire la maglia, la maglia, la maglia. È importante pure chi ci va dentro la maglia, perché la maglia da sola non cammina in esattamente. mezzo al campo e soprattutto la maglia da sola non raggiunge la qualificazione in Champions League e la maglia da sola non va a competere per produrre un'emozione, per vendere il prodotto calcio alla piazza dei tifosi del Napoli. Quindi mi sorprende anche che il presidente abbia, come dire, abdicato all'idea di essere realmente competitivo per l'Europa che conta,
in un'ottica di rivalutazione dei cartellini e del marchio Napoli. Quindi secondo me questa strategia va letta sempre nell'ottica della futura cessione, perché, parliamoci Sì, chiaro, il fondo di investimento che su viene a questo comprare sono il Napoli d'accordissimo, lo Ciro. valuta nell'ottica della rivendibilità a un prezzo più alto, cioè il fondo che ti prende deve fare a sua volta plusvalenza. Allora conviene Normale. prendere una squadra dal livello di costo più basso, o che mette i suoi pezzi migliori in gioielleria ma un po' dotati di anni e di stipendi lauti sulle spalle? Cos'è che rende più appetibile il prodotto Napoli sul mercato finanziario? E questa è la domanda che ci dobbiamo fare. È questa la domanda che ci Ed è la dobbiamo fare, domanda perché che si fa altrimenti... De Laurentiis e ha trovato anche una Eh, risposta De Laurentiis, caro Ciro, a questo. purtroppo sì, l'unica cosa che non mi piace è poi... Io sono imprenditore puro, voglio continuare a divertirmi, ma lui se si diverte in questo modo a noi ci uccide la Facciata. salute e ci fa veramente rodere l'animo e il fegato e allontanare. Lo so, ma è anche di facciata, Ciro, Io è sono uno anche di dei più facciata. accaniti come voi ragazzi, ma via via ci farà spegnere anche quel sacro fuoco della condivisione e della partecipazione, perché non c'è la speranza di un'emozione crescente, non c'è la speranza di competitività effettiva, c'è Sì. la morte nel sonno del sogno. E con questo ragazzi vi saluto e vi mando un forte abbraccio. Un grande abbraccio a te, Ciro. Teniamo duro, ti dico solo questo, per il bene del Napoli teniamo duro perché qualcosa potrebbe Speriamo effettivamente e cambiare. andiamo avanti in questo agosto bollente. Un caro saluto a tutti di nuovo. Esattamente, esatto, lo condividiamo. Grazie mille a Ciro. Una ottima disamina. Queste sono le telefonate che mi piacciono, molto concise, educate, con ovviamente criterio. Bravissimo Ciro, su qualcosa sono d'accordo, su altro sono meno d'accordo, per esempio sulla questione relativa al portiere. Detto questo, c'è un attimo un aggiornamento che dobbiamo andare a leggere, però per quanto riguarda Raspadori. Emanuele, se mi segui anche al touch per quanto riguarda la notizia che arriva in questo momento da Sky Sport di Raspadori, campeggia in primo piano. Oggi incontro per chiudere tra Napoli e Sassuolo. Il Napoli vuole le visite mediche già a partire da domani, quindi c'è anche spazio per una nuova offerta. Arrivano anche delle cifre che vengono riportate appunto da Sky Sport, perché domani, anzi quest'oggi, potrebbe essere il Raspadori Day addirittura. Come scrive il sito ufficiale di Sky Sport, oggi è previsto un nuovo contatto per cercare di chiudere la trattativa e consegnare il nuovo attaccante a Luciano Spalletti. Dopo l'incontro di venerdì a Rivisondoli, le parti sono rimaste in costante contatto anche tra sabato e domenica. Oggi l'appuntamento può essere decisivo: da una parte De Laurentiis e Giuntoli, dall'altra Carnevali e Giovanni Rossi, che sono l'AD e il DS del Sassuolo. Per raggiungere l'intesa definitiva, Napoli e Sassuolo devono ridurre le distanze tra domanda e offerta. Gli azzurri hanno avanzato una proposta da 30 milioni di euro, mentre i neroverdi valutano l'attaccante 40 milioni. Possibile intesa in stile Scamacca con il West Ham, vale a dire 33-35 milioni di euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita a favore del Napoli. Gioca la volontà del ragazzo. Il Napoli, qualora quest'oggi chiudesse la trattativa con il Sassuolo, già domani vorrebbe far svolgere le visite mediche a Raspadori, quindi ore davvero frenetiche per Raspadori. Napoli che accelera, cercherà di chiudere se tutto andrà bene già in giornata. Domani ci sarà spazio anche per le visite mediche. Gli aggiornamenti poi li trovate su calcionapoli24.it e ovviamente nel corso della giornata. Andiamo nuovamente al telefono, c'è Vincenzo. Ciao Vincenzo, buongiorno. Ciao Vincenzo, ciao, buongiorno a tutti. Ma volevo dire, Buongiorno a ma te. io penso una cosa, che questa società attualmente è in grande confusione, ma si può Sì, sono arrivare d'accordo. a una settimana dall'inizio del campionato senza avere ancora una squadra al completo? Io posso capire, sai, devi fare degli aggiustamenti, ma l'ossatura è quella. È mai possibile che arriviamo all'8 di agosto, stiamo ancora parlando di Raspadori, 40 milioni, di Kepa, Navas, ma io non lo so, ma Vincenzo, ti che chiedo di società abbassare abbiamo? leggermente il volume però della TV o del computer perché sentiamo il ritorno delle nostre voci. Va bene? Sì, Pronto? adesso meglio, grazie. Sì, adesso Eh, meglio, grazie. allora, il discorso è questo, ma io veramente, ma io da tifoso del Napoli
che vengo da Roma per andare a vedere il Napoli posso pensare di avere una società del genere, quando ieri mezza Roma, se non tutta Roma, era bloccata per la presentazione della società della Roma, dei calciatori della Roma. Ma io veramente non lo so, sono deluso. Ma io non faccio questioni per quanto riguarda Mertens, che è andato via a 35 anni, che Ospina è voluto andare via, che Koulibaly 40 milioni, che adesso va via anche Fabian Ruiz, va benissimo, ma possiamo arrivare, sono 2 mesi che stiamo parlando di Raspadori, Esattamente. portiere, sono 2 mesi, ma è mai possibile? Io non lo so, vorrei che qualcuno mi desse una spiegazione logica per quanto riguarda La vorrei anche parlano di io, caro Vincenzo, questa programmazione. spiegazione. Sì. No, ma il Napoli è in ritardo. Il Napoli in questo momento è indifendibile, secondo me, sul mercato. Io te lo dico proprio a cuore aperto, cuore in mano. Il Napoli in questo momento è in ritardo e ha dimostrato di non avere programmazione, perché lo sapeva da tempo che avrebbe dovuto cambiare Infatti, diversi giocatori e arrivare a una settimana alla partita con la questione portiere ancora non risolta e con Meret sfiduciato da tutti, e al quale io auguro assolutamente di riprendersi, che sia con il Napoli o con un'altra squadra, arrivare a Verona con Meret titolare è una sconfitta della programmazione del Napoli. ma Eh, sicuramente sì. io Cioè, francamente una risposta non ce l'ho si in questo parlava a momento, ma il giugno, Napoli impreparato. si parlava a giugno di Deulofeu è sparito, Simeone è ancora in attesa. Ma Esattamente. sinceramente, No, perdonami, ma mi viene da in questo sorridere perché momento, poi magari il Napoli prende Raspadori, prende Kepa, fa una grandissima stagione, migliora anche quello che ha fatto l'anno ma scorso, arriva in io Champions, non ce lo dico che il auguriamo Napoli tutti non quanti. metterà poi su alla fine una squadra per Esattamente, lottare ma per le i primi tempistiche 4 posti. sono totalmente sbagliate. Vabbè, sono tempi errati proprio. Va bene, Sì, no, grazie sono e tempi buona errati e giornata. condivido la tua Forza visione. Napoli. Grazie a te, Vincenzo, sempre, sempre. Grazie. Ci vuole un po' di pazienza nell'essere tifosi del Napoli, su questo lo sappiamo, tifosi e giornalisti che seguono il Napoli, perché ci metto anche la nostra categoria, che piaccia o meno, poi ovviamente sono vostri punti di vista. Allora, caro Emanuele, prima di prendere l'ultima telefonata, perché poi siamo in chiusura, andiamo a leggere un altro aggiornamento. Ragazzi, siete tantissimi, state scrivendo in tantissimi, io vi ringrazio davvero tutti per l'affetto che ci mostrate. In momenti del genere bisogna essere ancora più uniti, fare fronte uniti, perché è normale che ci sia un po' di scoramento per questo ritardo davvero abissale del Napoli sul mercato ad una settimana dall'inizio della stagione. Emanuele, leggiamo anche l'aggiornamento di Sky Sport per quanto riguarda il capitolo portieri, prima di andare al telefono per l'ultima chiamata di quest'oggi, perché secondo Sky Sport dopo Raspadori ci sarà l'accelerata anche con i portieri, contatti col PSG per Keylor Navas, slegato da Fabian, Kepa in stand-by. Questi gli aggiornamenti di Sky Sport per quanto riguarda il Napoli, quindi oggi il Napoli concentrato su Raspadori, una volta terminata e chiusa l'operazione Raspadori si andrà a chiudere invece Fabian col PSG e contestualmente si lavorerà anche per il portiere Keylor Navas e Kepa, con quest'ultimo che resta in stand-by con il Napoli, che sembra aver messo in pole position Keylor Navas. Qualora poi non dovesse chiudere con il portiere del PSG, si andrà nuovamente su Kepa del Chelsea. Andiamo al telefono, l'ultima telefonata prima della chiusura di CN24 Live, Antonio da Bosco Reale. Ciao Antonio. Ciao, buongiorno. Senti, io Buongiorno a te. non sarei tanto pessimista perché c'è l'Inter che deve cedere i calciatori. Poi ci sta Mm. la Juve che sta ancora prendendo i calciatori. Ti voglio ricordare, pure quei tifosi che hanno chiamato, che il calciomercato chiude a settembre. Sì, però si E non inizia so tra una quante altre settimana, non squadre so. hanno fatto meglio del Napoli. Il Napoli fino adesso ha speso 68 milioni di euro. Però è 68. anche la squadra Tutto che ha questo ceduto di più, pessimismo. Il diciamoci Napoli il la portiere in verità. porta ce l'ha per Verona, ce l'ha e Meret. Il Bari è andato a vincere 4-1 a Verona, non deve incontrare il Real Vabbè. Madrid domenica. Poi voglio dire a quel signore Ciro che fa le telefonate di mezz'ora, il presidente, il Napoli non lo vuole vendere, l'ha detto pure in televisione.
lui è amante dei fondi, si fa tifoso del Milan e dell'Inter, solo questo voleva dire. Forza Napoli. Va bene, Antonio, forza Napoli, sempre molto succinto, diciamo così. Antonio non dà possibilità di replica, lui va come un treno e insomma dice la sua. Io non sono d'accordo perché non vuol dire niente che il Bari è andato a vincere a Verona, francamente, perché ogni partita fa storia a sera. La Coppa Italia, sai che se ne frega il Verona della Coppa Italia, mettiamola così, anche loro hanno i problemi, ma questo è a prescindere. Ma il Napoli è mai possibile che devi guardare sempre quello che fanno le altre squadre? Cioè, se la Juve non compra, che poi la Juve ha comprato, perché la Juve ha comprato Di Maria, ha comprato Pogba, poi si è fatto male, per carità, ha comprato Bremer, adesso andrà a chiudere anche un altro centrocampista. Ma com'è? La Juve non compra, tra virgolette, e poi ha comprato, e quindi il Napoli è legittimato a non comprare? Il Milan non compra, che poi ha preso De Ketelaere, ha preso Righi, quindi è andato proprio a ultimare quelli che sono i tasselli in rosa. L'Inter deve vendere, vero? Ma l'Inter ha comprato. Lukaku è arrivato da solo, Aslani comunque è arrivato, Bellanova ha comprato, l'Inter anche lì è andata ad ultimare la squadra, la Roma l'ha ultimata la squadra, cioè non possiamo andare a vedere quello che fanno gli altri, vabbè, ma se gli altri non sono comprati perché lo deve essere il Napoli? Il Napoli è la squadra che ha ceduto di più, il Napoli è la squadra che ha cambiato di più e non mi si venga a dire che il Napoli è quella che ha speso di più in Serie A, è normale, il Napoli è anche la big che ha ceduto di più e tra le big è quella che si è indebolita di più sulla carta, scusatemi, ma io credo che sia un ragionamento logico, senza voler andare a criticare nessuno. È davanti agli occhi di tutti che il Napoli sul mercato sia in ritardo, stop. Poi che il Napoli farà una squadra forte e che riuscirà a lottare ancora una volta per entrare in Champions League o anche per altro, noi ce lo auguriamo, ma noi dobbiamo valutare quello che ad oggi sta facendo il Napoli. Il Napoli ad oggi, 8 agosto, sul mercato è in ritardo perché è una squadra incompleta e lo ha dimostrato anche nelle ultime uscite. Io credo che non ci sia assolutamente nulla di male nel voler dire una cosa del genere che è assolutamente oggettiva. Poi, purtroppo, ancora una volta qui a Napoli molti tifosi ragionano da pro De Laurentiis o anti De Laurentiis e il problema è proprio quello, voi dovete mettere il bene del Napoli al centro, non quello che è la vostra opinione su De Laurentiis o vi piace, non vi piace, lo attacchiamo, non lo attacchiamo, cioè è tutto un altro discorso che a me sembra facile, ma a quanto pare non lo è così, non è così, non è facile, non è così facile e scontato. Poi magari a Verona ci vinci lo stesso con questa squadra, cioè io mi auguro che il Napoli ci vinca a Verona lo stesso con questa squadra perché ha le capacità per vincerci. Però poi dopo ci sarà la Fiorentina, prima ancora c'è il Monza, non puoi partire con l'handicap magari, perché a parte che non è detto che vinci a Verona solo perché il Verona ieri ha perso con il Bari, che vuol dire nulla nella maniera più assoluta. Il Napoli l'anno scorso ha battuto il Bayern Monaco in amichevole, non mi sembra il Napoli poi abbia vinto la Champions, l'Europa League o lo scudetto, quindi non è una, diciamo, l'amichevole o anche questi primi turni Coppa Italia sono, mettiamola così collegati. Mariano Napoli, tu ragioni da anti-ADL, mamma mia Mariano, però sei veramente noioso, anche tu fatelo dire, perché ogni volta vieni a pungolare con queste cose. Cosa ho detto di anti-De Laurentiis, da anti-De Laurentiis in questo momento? Io De Laurentiis lo critico su alcuni aspetti, comunicazione in primis, l'ho applaudito per altri aspetti. Se però questi aspetti non combaciano con quello che pensi tu, veniamo detti e bollati come anti-De Laurentiis. Ragazzi, dovete aprire un pochino la mente, perché ancora una volta, ve lo ripeto, se uno ha un'opinione diversa dalla vostra, non è anti-De Laurentiis o pro-De Laurentiis, ha un'opinione diversa e l'opinione diversa va accettata fin quando espressa con garbo ed educazione. E invece no. Che poi se fossi anti-De Laurentiis, cos'è una malattia? Che cos'è essere anti-De Laurentiis? Primis non lo sono perché io sono giornalista, non sono anti-nulla. Io vado semplicemente a descrivere in maniera oggettiva quelle che sono le situazioni. Quindi, invece, come al solito, questa chat deve diventare uno sfogatoio per chi è magari un po' più frustrato e represso, quando semplicemente scambiare opinioni che siano diverse tra di loro fa parte dell'essere civili, e invece no, bisogna sempre additare tutti quanti, ma va bene così, vi vogliamo bene lo stesso. Detto ciò, siamo arrivati in conclusione di questa stancante ora di Calcio Napoli 24 Live. Io ringrazio come sempre Emanuele Bernardo in regia, ringrazio tutti voi che comunque ci seguite sempre in tantissimi, numerosi, mi raccomando, sempre e comunque nelle nostre chat
dovete utilizzare un linguaggio adeguato e rispettare tutti, perché il rispetto va comunque guadagnato, ok? Chi non lo rispetta, chi fa il capuzziello, mettiamola così, nelle chat o scrive cose offensive, verrà bannato. Da giornalista non racconto la verità. Mariano, tu invece da tifoso la sai assolutamente quella universale. Bravissimo. Come al solito, insomma, i paraocchi avete e non riuscite a capire neanche le frasi in italiano che uno vi dice. Ma va bene così. Grazie a tutti, un saluto e un ringraziamento da Riccardo Catapano a tutti voi, l'appuntamento poi con tutti gli aggiornamenti su calcionapoli24.it, la programmazione di Calcionapoli 24 TV, questa sera lo speciale calcio mercato assolutamente da non perdere. Grazie ad Emanuele Bernardo, a Manuel Guardasole all'ufficio stampa, un saluto e un ringraziamento a tutti voi da parte di Riccardo Catapano che vi augura buona giornata.